Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Il giorno di San Valentino vi ho fatto la sorpresa di un piccolo incanto, diciamo un rituale che ha tradizioni nell'Udu per attirare a noi una persona in particolare ed era un incanto appunto senza ingredienti. Anche questa volta facciamo un incanto senza ingredienti per tutti gli amici che non hanno in mente una persona in particolare e che sono singole, desiderano attrarre a sé qualcuno che possa essere adatto. Dunque vi servirà per questo incanto un foglio, un pennarello rosso, va bene anche una penna rossa, purché l'inchiostro sia rosso. E alla fine del lavoro, vediamo un pochettino, ho messo il mio fidatissimo pendolino, dovrebbe essere qua, esatto, potremmo aiutarci con questo, ma non è necessario, sapete che l'incanto funziona anche da solo, senza aggiungere altro, tutto quello che serve è qui ed è qui. Dunque mettete nel momento in cui fate i vari passaggi, mettete un'attenzione focalizzata, portatevi e spingetevi al massimo della concentrazione, che nulla vi distolga mentre fate questi passaggi. Ovviamente prima di cominciare dovete concentrarvi anche su qual è il tipo di persona che volete attrarre, perché non è che attrarremo chi che sia, ma daremo delle indicazioni verso le vibrazioni, verso l'eterico e l'astrale, ben precise. Sicuramente abbiamo tutti un nostro tipo ideale, oppure ce lo siamo costruito nel tempo sulla base delle delusioni o delle esperienze che abbiamo vissuto e sappiamo bene quali sono gli aspetti che la persona che vorremmo accanto dovrebbe avere. Ecco, considerate che non sarà un rituale lungo, dunque non scriveremo qualsiasi cosa, ci concentreremo su 5 o 7, diciamo così, caratteristiche principali che comprendano, se abbiamo delle preferenze anche per quanto riguarda l'aspetto fisico, anche le informazioni legate all'aspetto fisico. Dunque, se ci piace che sia una persona alta piuttosto che in forma fisica, oppure occhi scuri, oppure qualsiasi cosa sia nel nostro piacere, ecco, cioè fra le cose che sono di nostro gusto, ecco che noi lo scriveremo. Ovviamente potremmo mettere anche dei tratti caratteriali, per esempio che sia divertente oppure intelligente, qualsiasi cosa che a noi piace, noi potremmo elencarla. Ovviamente vi ricordo, o 5 o 7, non di più, anche perché ho per esperienza notato che a volte quando siamo troppo precisi dimentichiamo sempre un qualcosa che poi era importantissimo e che rischia di diventare la causa per cui poi la relazione non è andata avanti. Dunque, siate precisi su quelle che sono le cose principali e poi affidatevi al fatto che chi arriverà deve essere la persona comunque più giusta, più adatta. Lasciamo perdere l'anima gemella, perché per l'anima gemella, anche dal punto di vista cabalistico, occorre un lavoro grandissimo sul sé e dunque per attirare a noi questa persona dobbiamo veramente sgrossare molti aspetti del nostro modo di vivere le relazioni e questo, grazie a Dio, ci viene dato proprio attraverso le persone che noi possiamo considerare che nel nostro passato poi sono state sbagliate per noi, almeno da un punto di vista superficiale diamo un giudizio del genere. In realtà tutti quelli che ci hanno accompagnato fino ad oggi sono state le persone giuste, non erano le persone giuste in modo assoluto, lo erano in modo relativo rispetto a quello che era il dato e il tratto caratteriale che dovevamo revisionare e correggere
e dunque gli aspetti che probabilmente portiamo dentro di noi irrisolti e che di fronte alla nostra anima gemella invece dovremmo aver sanato. Pertanto, benvenute anime compagne che ci permettono appunto di correggerci. Ma veniamo al rituale, ho già chiacchierato abbastanza. Bene, abbiamo detto il nostro bravo foglio, metto la cam in modo che possiate vedere, io non vedo molto bene perché c'è molta luce, ok. Allora, procederemo anche in questo caso, dovendo attirare a noi, dovendo intraprendere una nuova iniziativa, diciamo così, nella nostra vita. Sapete che le cose nuove, i nuovi avvii, i nuovi inizi, traggono la loro energia dall'elemento fuoco. Dunque, ecco che ci facciamo il simbolo del fuoco. Ok, il nostro bravo triangolo con la punta rivolta verso l'alto. Sempre rafforziamo con il pentalfa o il pentagramma subito sotto, ok? Quindi questi sono i primi due passaggi. Lasciamo uno spazio perché ci gireremo intorno come abbiamo fatto in altri piccoli rituali o incanti, perciò cominceremo a elencare le cose che ci piacciono di questa persona che desideriamo appunto attirare a noi. Perciò, non so, colore capelli, carattere 1, io metto così perché ovviamente io non devo fare assolutamente questo lavoro, è esplicativo per voi. Poi che ne so, benestante, mettiamocelo dai, benestante, appassionato, immagino che queste siano cose che piacciono per, per ovviamente un vissuto anche personale e per quello che ho potuto osservare sicuramente piacerà, e poi fedele. Non lo so, ma io sto mettendo ovviamente delle cose tanto per farvi un esempio. Avrei potuto continuare a scrivere carattere 2, carattere 3, carattere 4 e così via. Ricordatevi che potete scrivere 5 o 7, dunque potete continuare altre 2. Mi raccomando, ripeto, riducete l'elenco all'essenziale, quelli che sono veramente i punti fermi. Dunque, se avete piacere che sia privo di vizi, scrivete senza vizi. Se, cioè, cercate di vedere voi stessi, e vale anche per gli uomini, e questo è un incanto che va benissimo anche per gli uomini. Chiaritevi quali sono le cose imprescindibili e scrivete, concentratevi su quelle, ok? Quando avremo fatto, circonderemo il nostro piccolo elenco con questa frase: vieni a me velocemente, cercami, trovami, immediatamente, sapete che non dovete preoccuparvi, andiamo a finire sulla scritta già iniziata e per chiudere il cerchio, dunque continueremo il nostro incanto. Allora, vieni a me velocemente, cercami, trovami immediatamente con l'aiuto dell'elemento fuoco, con l'aiuto dell'elemento fuoco. Bene, allora voi potete comunque personalizzare il vostro incanto, la vostra frase,
Se avete delle aspettative diverse potrete mettere il modo, la modalità con cui anche questa persona che volete attrarre a voi deve iniziare per qualche ragione la sua ricerca, dunque deve cominciare a sentire di avere necessità di trovare proprio voi o una persona come voi, dunque così che venga stimolato in astrale. Allora, abbiamo scritto dunque il nostro incanto è pronto. Ovviamente non è finito perché non terremo il foglio in questo modo, lo dovremo piegare e piegandolo leggeremo di nuovo la frase che ci saremmo scritti precedentemente e sarà: vieni a me velocemente, cercami, trovami immediatamente con l'aiuto dell'elemento fuoco. Quando abbiamo fatto, ruotiamo verso destra e di nuovo vieni a me velocemente, cercami, trovami immediatamente con l'aiuto dell'elemento fuoco. Ruotiamo di nuovo verso destra e pieghiamo l'ultima volta, vieni a me velocemente, cercami, trovami immediatamente con l'aiuto dell'elemento fuoco. Ecco qua, a questo punto noi abbiamo il nostro pacchettino. Potrebbe già essere sufficiente così, ovviamente dovremo portarlo con noi, dormire con questo sotto il cuscino per 3 o 7 notti o dalle 3 alle 7 notti a discrezione. Possiamo ulteriormente dare una carica a questo nostro intento girando in senso orario col pendolino. Diamo un primo iniziale moto e poi ci fermiamo, aspettiamo che finisca spontaneamente il suo giro. A questo punto, dopo averlo caricato, ovviamente cominceremo a portarlo con noi e a dormire con questo sotto il cuscino fino a 7 notti. Dopodiché, il giorno successivo, bruceremo questo foglietto, potremmo fare, magari portare con noi una candela rossa, ma non è indispensabile, è soltanto per una questione di simbologie. In realtà possiamo tranquillamente anche bruciarlo con un accendino, con un fiammifero, con quello che è, e lasciare, se a livello simbolico ovviamente lasciamo che il fuoco porti la sua energia che già abbiamo comunque chiamato durante il rituale, lasciamo comunque che il fuoco porti nei regni sottili la nostra richiesta e le ceneri le lasceremo in natura, cioè dove saremo andati a bruciare questo nostro piccolo lavoretto. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, buona ricerca, anzi buon essere trovati, perché in fondo quello che abbiamo chiesto è che sia anche l'altra persona che in fondo ci sta cercando a venirci incontro. Grazie. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. A presto dalla vostra Hilde.